Per guidare i campionati siamo con Katia Toffoli. Katia, match winner oggi, gol partita tuo, 2-1 il finale, vi portate a -3. Beh, è stata una bella partita, ho creduto fino in fondo nel gol e è arrivato. È stata una partita sofferta, ma ce l'abbiamo fatta. E Il campionato oggi per il Tavagnaco finisce, per voi invece avete ancora una partita contro il Bassano. Come potrà essere quella partita visto che potrà essere fondamentale? Beh, sicuramente ci impegneremo quanto abbiamo fatto oggi, non è una partita da sottovalutare e speriamo di farcela. È andata in gol, è andata in gol anche la tua amica Michela Tonò. Anche lei, io ci credevo fino all'inizio che potesse fare gol e anche per lei è arrivato e sono felice. Come giudichi la tua prestazione durante tutto l'arco dell'anno, anche se rientravi da un infortunio importante? Lo giudico abbastanza bene, ho fatto un campionato discreto, so che posso dare di più e mi impegnerò per farlo. Grazie Katia. Grazie a voi. Siamo con il capitano Gaia Sovilla, capitano della Primavera. Gaia, una partita dai due volti. Primo tempo magari un po' più Tavagnaco, nel secondo siete usciti alla grande. Sì, questa partita era stata preparata bene quasi per tutto il campionato e il nostro obiettivo era vincere, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo preso gol, siamo andate sotto, ma siamo state brave a rialzarci così subito e a farne due di seguito, quindi sono contenta delle mie compagne. La parabola di Michela Tonon direttamente in porta, poi il colpo di testa di Katia Toffoli. Sì, quello di Michela possiamo anche dirlo che se ci riprova 200 volte non ce la fa più. Però sono felice per lei perché lo voleva tanto e anche Katia, so che aveva segnato un po' meno in questa stagione, sono felice perché ha trovato il gol importante. Come giudichi la tua prestazione durante quest'annata? Beh, sicuramente sono cresciuta molto sotto il piano sportivo, atletico e per ora sono contenta. Speriamo di poter vincere contro il Bassano mettendocela tutta e poi vedremo cosa deciderà la federazione per il campionato. Perché ancora non si sa giustamente cosa potrà succedere. Comunque resta proprio questa partita da fare, darete il 100%. Sì, certamente domenica contro il Bassano ci impegneremo ancora di più di oggi perché non è scontato vincere, dobbiamo vincere per forza e quindi a domenica. Grazie Gaia. Grazie a voi, ciao. Siamo con Dalila Canzian. Dalila, siamo quasi al termine del campionato primavera, manca ancora una partita per voi, il Tavagnaco finisce oggi, siete a -3 da loro. Sì, siamo a -3, abbiamo preparato questa partita praticamente tutto l'anno, cercando di mantenere la concentrazione a ogni partita, nonostante non sia un campionato facile, cioè un campionato difficile perché abbiamo squadre molto, c'è molto dislivello tra le squadre, ma comunque mantenere la difficoltà è difficile, nonostante le squadre non siano ai livelli delle prime in classifica. Come ti sei vista oggi e come ti sei vista durante tutto l'arco dell'anno? Beh, praticamente durante l'arco dell'anno non ho giocato, non ho praticamente giocato perché, come ho detto, non arrivavano neanche in porta le altre squadre. Ci sono state praticamente due partite l'anno, l'andata e il ritorno contro il Tavagnacco. Abbiamo perso la prima, vinto la seconda come da obiettivo. Oggi c'era un po' di tensione generale della squadra e io particolarmente ne avevo molta. Magari si è visto proprio nel primo tempo che non riuscivate proprio a salire, poi pian piano avete conquistato campo. Sì, esatto, probabilmente la tensione nei primi minuti ci ha un po' bloccato. Grazie Dalila, in bocca al lupo allora per la prossima. Grazie mille, grazie a voi, ciao. Mister De Biasi, mister, come si riassume questo campionato primavera? Sì, diciamo che oggi c'è stato l'epilogo di questo bellissimo campionato. Noi sapevamo che comunque il Tavagnacco era ed è stata una squadra veramente con gli attributi, ci ha messo in difficoltà. Noi per contro comunque con determinazione abbiamo recuperato un risultato che sembrava un attimo perso e poi alla fine secondo me alla distanza siamo venute fuori. Campionato che noi secondo me avevamo l'obbligo di vincere. Di vincere perché comunque in corsa eravamo noi il Tavagnacco e forse un'altra squadra, quindi diamo credito a queste ragazze, sono state veramente brave e poi ci sarà il regolamento che decreterà come andrà a finire. Manca comunque una partita che vi giocherete domenica. Sì, è chiaro, noi abbiamo l'ultima partita con il Bassano, cercheremo di fare la nostra parte,
consapevoli che comunque abbiamo solo un risultato utile. Poi ripeto, come ho detto prima, ci sarà un attimo la classifica da vedere e l'eventuale spareggio, chissà se guarderanno altri parametri. Riassumendo un attimo odiernamente il match, un primo tempo o magari la prima mezz'ora un Vittorio che ha sofferto il Tavagnaco un po' di più del solito, poi alla lunga distanza ne è venuto fuori. Sì, diciamo che loro sono state molto più aggressive, ci hanno messo in difficoltà parecchio. Noi forse sulla distanza poi siamo uscite, abbiamo creato qualche buona occasione sotto porta, un po' per bravura anche della portiera avversaria, insomma è stata veramente reattiva in più di un'occasione. Poi alla fine c'è stato quel mezzo tiro comunque di Tonon che ci ha riportato in partita e poi ci sta tutto, perché alla fine poi loro si sono un attimo così affidati al contropiede, mentre noi abbiamo provato comunque di vincerla come poi è andata. L'unica pecca magari il rosso. Sì, purtroppo sono partite quelle di oggi nelle quali si può anche eccedere in qualche comportamento al limite. È chiaro che ingenuamente forse l'errore è stato quello, parlando di Laura, appunto di aver allontanato la palla, perché il secondo tempo il fallo che ha decretato poi l'espulsione ci stava, quindi ingenuamente secondo me ha mancato quando ha buttato via la palla. Peccato. Comunque in bocca al lupo per domenica che ci sarà un'altra partita fondamentale, il Tavagnaco finisce oggi, in bocca al lupo dunque. Grazie, Crepi il Lupo, saluti a tutti gli ascoltatori, arrivederci.